Un caffè è sempre qualcosa che dà la possibilità di fare una pausa. Ehm, Penso che la giornata di oggi sia una giornata in cui c'è tranquillità e mi sento anche abbastanza bene, benvoluta. So che le persone hanno capito che questo mio modo di scrivere è un po' particolare e va appunto tradotto e sono tutti sintesi, è sintetizzato, sono dialoghi sintetizzati con persone che sono inesistenti. È ovvio che chi si sente magari visualizzato, chi si sente interconnesso con questa tipologia di evento, sono persone che hanno una solitudine dentro e che colgono la felicità nel trovarsi in qualcosa di bello. Eh, la bellezza è soggettiva e io so che sono una donna che ha la vostra età e quindi so a priori che come me tutti hanno un desiderio nascosto, quello di incontrare la persona del cuore, e chi la trova ne resta estasiato, e chi vive la sua vita prodigandosi e cercando di trovare nell'altro la soluzione di se stesso, sono persone che hanno necessità e costanza di avere un amore interiore. E per averlo dentro devi trovarti in una situazione dove lui venga e ti dica: sono qui per te, sono qui per te. C'è qualcuno per ognuno di noi. Chi lo trova in Dio, chi lo trova nella religione, chi lo trova a volte è Gesù che vi dà conforto. Sapere di avere Gesù dalla vostra parte e la Madonna che prega, e pregate la Madonna, dà sollievo. Io penso che sia l'unico modo di vivere con capacità di stare in mezzo agli altri. Io sono molto razionale, avete capito, cioè fatti e basta. Ma capisco le persone che si affidano e che affidano il cuore a qualcosa di mistico, a qualcosa di... c'è chi Buddha, chi Allah, chi oddio, ce ne sono tante, difficile pensare al niente, al nulla. Il nulla è creato per essere concepito. Tutto esiste da sempre, tutto è sempre stato e tutto sarà. Il tempo è eterno. Ecco, io non vi parlo di fisica quantistica, ho un amico su un altro sito che scrive anche lui poesie, libri e altro, in versione sempre realistica e in versione sempre
di fisica quantistica, lui è molto più di me riguardo la fisica quantistica. Io sorvolo, non mi metto neanche a discutere con le persone di ciò che è reale e ciò che è fantasia, perché eh, non appartiene alla nascita, battezzano e viene inculcato, e quindi è nell'imprinting, non si può più estrapolare. Chi fa questa cosa, che lo estrapola, che si distoglie, che dà una deviazione a se stesso e diventa autonomo, non è da tutti, non è da tutti. Sono ore di pianto, abbandono e lasciar perdere e continuare. Sono anni di elaborazioni, anni di emancipazione, anni di elevazione, che non tutti possono, ok? Quindi ci vuole rispetto. Io sono la prima a rispettare chi non ce la fa. Buon caffè!